24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Con una delibera del 21 giugno scorso, la Giunta regionale ha approvato il nuovo regolamento per finanziamenti agevolati nel settore del turismo, che prevede la possibilità di ottenere fondi pari al 100% della spesa da sostenere, da un minimo di 25.000 euro ad un massimo di 4 milioni di euro, di cui il 40% a tasso zero. Elemento di novità rispetto al passato, la possibilità di accedere ai finanziamenti anche da parte di ristoranti, trattorie e pizzerie. Per spiegare come gli imprenditori possono fare domanda per ottenere e beneficiare nei tempi richiesti di queste risorse, Confcommercio Verona e Confidi Veneto hanno organizzato un convegno che si è svolto oggi nella sede dell'associazione. Tutti i settori delle aziende sono particolarmente in crisi. Quello che vorrei mettere invece in evidenza è che molte volte invece i settori del turismo e della ricettività erano esclusi dai finanziamenti delle piccole e medie imprese. Oggi, grazie, torno a ripeterlo, la pressione fatta da Confcommercio a livello regionale, con Veneto Sviluppo è iniziata una nuova era. Nuovo sciopero imminente per ACTV, la locale azienda di trasporti veneziana. Le date possibili sono il 27 o il 28 ottobre. Rimane alta la tensione tra lavoratori e l'azienda. Improbabile un'intesa a breve, in quanto è già stato dato l'annuncio di nuovi tagli e di un'esternalizzazione dei servizi a partire dal 2 novembre, quindi è inevitabile una frattura tra le parti. La nuova organizzazione del turno invernale della linea 17 prevede il blocco notturno dei collegamenti tra Tronchetto e Lido. L'azienda conta poi di tagliare 36 uomini tra marinai, capitani e personale di macchina. Abitare il tempo 100% Project, il meeting della distribuzione per le soluzioni di interni, ritorna alla Fiera di Verona da lunedì 17 a mercoledì 19 ottobre. Il nuovo format, presentato stamani dal presidente di Verona Fiere Ettore Riello e dal direttore generale Giovanni Mantovani, è una piattaforma di sviluppo di sistema, che punta alla conoscenza e non al prodotto, e che pone al centro di tutto il mondo della distribuzione. La 26esima edizione, ma riparte così sull'altare di una serie di vere analisi, forse per la prima volta fatte, per capire veramente dove sta andando questo mondo peraltro che ha attraversato in questo ultimo triennio veramente una crisi molto seria, ha perso parecchio, quasi un terzo della sua dimensione, ha perso 9 miliardi su 34 di attività, quindi c'era anche una grande sensibilità per capire proprio quale poteva essere il format giusto. La filiera della distribuzione, della produzione, il mondo del progetto e di servizi convergono nella 3 giorni di Verona per dare vita a un progetto fieristico del tutto innovativo. Le novità sono talmente tante che fare una sintesi è difficile, però sintetizzerei in questa organizzazione in 3 aree. L'area emozione è un'area dove verranno presentate delle mostre molto legate che legano insieme molto fortemente design e oggetto della produzione, con delle retroprospettive, con delle scoperte di nuovi designer e anche con interfacciamento forte con il mondo della produzione, con il mondo dell'artigianato. Gli uomini dell'Arma dei Carabinieri di Spinea, nella provincia veneziana, hanno proceduto all'arresto, non senza difficoltà, di 2 individui rei di aver rubato un furgone. I militari dell'Arma, durante un giro di perlustrazione, hanno notato il furgone e dopo un veloce controllo della targa hanno scoperto il furto. A quel punto i carabinieri sono subito intervenuti per fermare i 2 rapinatori, ma sono stati letteralmente aggrediti. I 2 uomini hanno tentato di investire un militare, mentre l'altro è stato picchiato con un casco. L'intervento immediato di altre pattuglie ha risolto la pericolosa situazione. È previsto per il prossimo 3 novembre il ritorno di Michele Santoro in TV con un nuovo talk show, Comizi d'amore, visibile sul network, sulla piattaforma satellitare Sky e nelle TV private locali. L'incontro tra un prodotto forte, quale quello che
siamo in grado di fare noi, le televisioni locali, può fare in modo che le televisioni locali battano il pugno sul tavolo del futuro e dire noi vogliamo svolgere un ruolo più grande di quello che abbiamo svolto nel passato. Alcune novità del programma televisivo sono state annunciate dallo stesso giornalista a Padova, come la notizia che la prima puntata sarà girata a Cinecittà. Una scelta non compiuta a caso, visto che Santoro stesso lo considera un posto importantissimo, lottizzato da partiti da cacciare in nome del merito e della libertà. Il nuovo spettacolo punta a raccogliere davanti allo schermo 1,5 milioni di telespettatori, contando anche sulla presenza di Marco Travaglio. Noi dovremmo creare un percorso più imprevedibile, quindi più narrativo, con più capacità di mettere in discussione i luoghi comuni. Siamo capaci di dire che vogliamo fare questo, ovviamente è una cosa di grande presunzione, però insomma diciamo che ragionevolmente se ci giriamo indietro vediamo che tante cose le abbiamo fatte, quindi qualcuna in più potremmo anche farla. Questo rappresenta un ulteriore tentativo per diffondere le notizie. Un tentativo che, a giudicare dal numero di contatti collezionati dal sito internet serviziopubblico.it dopo un solo giorno di apertura, si annuncia come un ulteriore successo. Una sfida che potrà contare anche sulla collaborazione del pubblico, invitato ad aderire con una spesa simbolica di 10 euro. Nel mio appello non c'è una richiesta di aiuto economico, ma c'è un invito ad associarsi a quella che io considero un'impresa, l'impresa di scassare questo monopolio della comunicazione in Italia. Svalutazione in vista. Giornate roventi per le fondazioni, soprattutto per Cari Verona per il possibile aumento di capitale di Unicredit, istituto di cui è il primo socio italiano. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.